La sicurezza stradale per pedoni e ciclisti, tutte le regole spiegate nella lingua dei segni. È il primo di 4 video realizzati dall'ULSS 2 della Marca e rientra nel progetto e-Inclusion Vedo, Sento, Ascolto, Capisco della Regione Veneto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A questo primo video ne seguiranno altri dedicati all'alimentazione, all'attività motoria, alle dipendenze, il tutto nell'ambito di questo progetto che mira all'inclusione sociale attraverso strumenti in grado di ridurre le difficoltà comunicative che possono incontrare le persone con disabilità. Nello specifico, il progetto è rivolto alle persone che presentano limitazioni nell'udito, nella competenza verbale e nella piena capacità di comprensione della comunicazione interpersonale e istituzionale tradizionale. Ecco quindi tutte le principali norme del codice della strada rivolte a pedoni e ciclisti spiegate in LIS. Nello stesso progetto è stato anche attivato un servizio di mediazione linguistica, sempre in LIS, per le persone sorde che necessitano di contattare l'ULSS 2 per prenotare prestazioni e chiedere informazioni oppure effettuano una visita in ospedale o in ambulatorio. La procedura può essere attivata tramite app da PC, tablet o telefono in modalità immediata grazie ad un interprete disponibile entro 30 secondi dalla chiamata.